è venuto a Televignole e tanta una roba se non me dimentico, guarda, aspetta. Bolognano, Massone, San Martino, le parrocchie, adesso Don Bruno e Vignole, il Don de Vignole, quello della capitale, non si può smetterlo, che scherzo. Le tante che non fanno previsione del tempo, anche perché continua a cambiare. Noi chi della Repubblica Vignole abbiamo dei strumenti particolari che gli tarai sul tempo stabile. Se comincia a cambiare non capisco niente sti aggeggi, no? Comunque, come vedete, chi a me è in via Fibbie e solo che un po' di pure che su verso via dei Cazzatori, un po' di members vicolo della Pegora perché va verso il reverse, e poi mi diceva che aveva dai termometri che c'è un po' di sbalzi fra il viale Roveredo, via San Valentin e su piazza dove è la Fontana, robe di 2 o 3 gradi, mica tanto, però insomma si capisce che non è ancora a sto tempo, no? Mi vi do anche un consiglio. Allora, ancora piove, domani non si sa, teniva Renno presa, non si sa mai. Poi per il resto, sto qui il periodo che si può anche risparmiare per i magnari, come vi dico nelle altre trasmissioni. Se ne fora questi di chi che i mazzi, perché sai che dopo che piove loro appena vede il sole i balza fuori. Ciappè e polenta e lumazzi non è male, no? Costo zero, è polenta, farina che è in casa, e dopo cos'è che potete fare? Anche a droppare il brulè che avanza a st'inverno, perché è la stagione, bel brulettino, tira su anche l'animo, così non scottete le robe che vi dice le altre televisioni, che va su chi la luce, chi è là, e anche per il riscaldamento. Pizza la fornera, un tocchetto dentro, vedi qualche banda, no? Un po' di sgrebeni, finché non si mette a un sto tempo bisogna risparmiare. Alla prossima. Non si smorza mai, che mi devo smorzare me.